Fino a ieri erano in bella mostra qui, a Palazzo Ducale. Oggi sono in allestimento al chiostro di San Francesco. Parliamo delle opere e dei tanti capolavori dell'artista Carlo Guarienti, per la prima volta in mostra a Treviso, sua città natale. Ho sempre amato Treviso, è un ritorno alla mia città, da cui un ritorno per modo di dire, perché sono sempre stato legato a Treviso. Il maestro non nasconde la grande emozione di questo suo ritorno da artista in una mostra che ripercorre la propria storia. Guarienti sperimenta da sempre i più diversi ambiti, dalla scultura all'incisione, dal disegno alla realizzazione di scenografie televisive per la RAI. Siamo nella fine degli anni 50, a prestigiose illustrazioni editoriali. Nel 1998 vince il premio Masi, nel 2008 il premio Mantegna. Stiamo allestendo la mostra di Carlo Guarienti in questo luogo assolutamente eccezionale e che come dire, costituisce lo sfondo ideale per le opere del maestro. Oltre il reale è il titolo della mostra, che costituisce un'occasione unica per i trevigiani e per i turisti che potranno visitare l'esposizione nel chiostro di San Francesco dal 12 ottobre al 3 novembre. Le opere dovrebbero parlare da sole.